Chiude la farmacia di San Gregorio. Il quartiere agrigentino popolato d'estate ed d'inverno si vede privare di un importante servizio, una vicenda inaccettabile. Prima presa di posizione, quella della parrocchia. 250 bambini agrigentini alle giornate estive organizzate dalle parrocchie. Ancora abbandono e per il decoro urbano ci vorrebbe un miracolo. 43 anni fa la tragedia tra tanti misteri. Buongiorno da TVA Notizie. Ad Agrigento può succedere anche che una farmacia chiuda dall'oggi al domani nell'assoluta indifferenza. La farmacia di cui parliamo è quella di San Gregorio, un quartiere privato dell'importante servizio per la popolazione. Sulla assurda vicenda, c'è la presa di posizione del parroco del quartiere Don Nino Gullì, il servizio di apertura di Margherita Truppiano. Il quartiere che sta intorno alla via Cavalieri Magazzini Cannatello è stato privato di un servizio essenziale che incide sul benessere e la salute dei cittadini. È stata infatti chiusa la farmacia San Gregorio, allocata nei pressi della chiesa, che era un riferimento importante per l'intero popolosissimo quartiere, che conta un grande numero di residenti durante la stagione invernale e che è perlomeno raddoppiato, se non triplicato, durante la stagione estiva. La farmacia era una moderna e attrezzata struttura diventata punto di riferimento immediato per i residenti e non solo, perché è immediatamente pronta a soddisfare bisogni e necessità in tema di salute, facilitando ai cittadini con un servizio di prossimità che evitava a molti e anche a tanti anziani di doversi recare in altre zone più distanti e ad alta densità di traffico, esponendoli a maggiori pericoli e disagi. Che le forze in campo, prefetto, sindaco, ASP di Agrigento, assessorato alla sanità, unitamente ai titolari della farmacia, trovino in tempi brevissimi una soluzione urgente per il quartiere, lo dice in una lettera aperta il parroco a nome dell'intera comunità di San Gregorio. Ci sentiamo disorientati, continua il parroco. Avere appreso che la farmacia sia stata chiusa da un giorno all'altro ci lascia un senso di preoccupazione ed abbandono. Non conosciamo le motivazioni e non abbiamo le competenze per saperle, ma tantomeno sappiamo di chi sia la responsabilità. Raccogliamo però lo smarrimento di un intero quartiere e la preoccupazione che lungaggini burocratiche possano avere un unico risultato, cioè quello di privare la zona di un servizio essenziale. Un appello accorato del parroco che conclude: chiediamo a tutti di non essere abbandonati, chiediamo risposte e abbiamo diritto ad averle in tempi brevi. Non sosteniamo le ragioni di nessuno e ci spinge solo una priorità: che questo quartiere abbia la farmacia. Certo, a noi appare quantomeno strano che alla struttura sia stato consentito di aprire, di gestire per alcuni mesi l'attività e poi qualcuno si è accorto che qualcosa non andasse facendola chiudere. Ci chiediamo, non sono stati accertati da parte degli organi competenti i requisiti nella fase di controllo di documentazioni e concessione delle relative licenze? Se così fosse, sarebbe davvero molto grave, perché evidenzierebbe una imperizia da parte di chi poi ha dovuto fare dietrofront. Vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà. 250 bambini hanno partecipato al GREST organizzato dalle parrocchie. Arturo Cantella. Don Mario Sorce oggi in una veste insolita, non come rappresentante del cartello sociale, ma come prete che sta curando il GREST per i ragazzi di Agrigento e non solo della sua parrocchia. Cos'è il GREST intanto, Don Mario? Intanto la mia è un'occupazione solita perché sono parroco e principalmente ci tengo a sottolinearlo, mi occupo della parrocchia, anzi delle due parrocchie, il Quadrivio Sacro Cuore di Gesù e Santa Gemma Via Emera. Il GREST significa gruppo estivo, inventato dai salesiani per tenere i ragazzi nel periodo in cui si va in vacanza occupati non solo nel gioco ma anche nella catechesi, nella preghiera, per evitare, come diceva Don Bosco, che il nemico potesse metere
vittime eccellenti durante il periodo delle vacanze, perché in vacanza lo spirito non va mai. Ecco, è una giornata intensa che i ragazzi, diciamo, quando inizia, come si svolge la giornata? La giornata inizia alle 8:30, arrivano i ragazzi, facciamo un momento di preghiera, c'è la catechesi che detta il tema del giorno, il tema generale del GREST è quello diocesano, Ester capovolgi il mondo. Dal tema particolare, che è diverso per ogni giorno, poi si impostano le attività mattutine, si fanno delle catechesi e quindi delle scenette che poi verranno impersonate dai bambini e dai ragazzi verso le 11:30. Alla fine poi verrà premiata la squadra che ha meglio preparato questo momento. Subito dopo c'è il bagno in piscina, perché nel periodo estivo ai ragazzi bisogna dare proprio anche un sano divertimento. Dopodiché si va a pranzare, subito dopo pranzo c'è un momento di intrattenimento tra musica, danze e balli, e poi verso le 3:30 fino alle 5 i giochi con me, tipo giochi senza frontiere. Si conclude con il bagno in piscina, la merenda e un momento di preghiera. È un GREST itinerante, oggi avete scelto San Leone, l'Holiday Park, ma domani sarete fuori a Agrigento, insomma. E quanto dura, diciamo, questa iniziativa nel suo complesso, Don Mario? Normalmente dura 2 settimane, ma quest'anno era da 3 anni che non lo facevamo, lo stiamo facendo soltanto per una settimana. E quindi è vero, è itinerante, perché per 2 volte usciamo e andremo ad un acquapark che permetterà ai ragazzi di essere in una struttura, diciamo, più ampia, dove potersi anche divertire in maniera sana. Ecco, vediamo tanti ragazzi, che tipo di accoglienza c'è stata, che richiesta c'è stata? Vediamo quante persone, quanti giovani. La richiesta è abbastanza numerosa, siamo arrivati a 210 bambini e 90 animatori, ma ancora vengono genitori per iscrivere i bambini, e io accetterò fino all'ultimo giorno l'ingresso dei bambini, per non dire di no a nessuno. Naturalmente non per gli animatori, perché si sono preparati con 2 mesi di corso per gli animatori. Ogni sabato li vedeva impegnati in un corso formativo che insegnasse loro gli elementi base per poter fare da animatori. Anche quest'anno la parrocchia ha voluto aprire le porte per dare la possibilità ai bambini, ai giovani, ai ragazzi di vivere questa esperienza così bella. L'estate non è solo divertimento, ma l'estate per noi cristiani, ecco, e come parrocchia è un divertimento sano. I bambini, attraverso giochi di squadra, giochi, ecco, che i gruppi presentano ogni giorno, ogni mattina, con delle tematiche, sono chiamati a vivere momenti intensi, momenti belli, e soprattutto anche momenti di catechesi e momenti di preghiera. Quest'anno abbiamo adottato il tema della diocesi, il tema diocesano, Ester capovolgi il mondo. Ecco, i bambini alla fine di questo GREST si porteranno che loro, che sono il futuro di questa generazione, di questo mondo, devono fare delle scelte forti, delle scelte vere, per poter cambiare la mentalità di questo mondo. Anche nella vostra parrocchia c'è stata un'ampia partecipazione di giovani? Sì, i bambini, quando abbiamo aperto le iscrizioni e Don Mario mi ha proposto di farlo assieme, ecco, hanno aderito in tanti. Tra l'altro siamo qui nei paraggi della parrocchia, ci sono le piscine, c'è il mare, ci sono i giochi, e i bambini hanno bisogno anche di questo. Fontanelle, il quartiere di Agrigento, e l'abbandono, con gli organi competenti che continuano a rimanere praticamente sordi. E così il comitato di quartiere Fontanelle Insieme torna a bussare alle porte del palazzo per scuotere l'amministrazione comunale ad intervenire, quantomeno per liberare le strade dalle sterpaglie prima che lo facciano gli incendi che metterebbero a repentaglio la sicurezza dei cittadini, oltre a danneggiare il patrimonio come le palme del viale Sicilia. C'è anche la sicurezza stradale messa a rischio per le erbacce che nascondono la visuale negli incroci. Staremo a vedere in che modo il comune di Agrigento intenda intervenire.
Sono trascorsi 43 anni dalla strage di Ustica, tra tanti misteri sulla sciagura. We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call? Just a minute. I have to reach somebody home. If the aircraft has crashed, the 81 persons dead. So I think it's important enough to call somebody. 2008, 2038 e ci siamo, Sto scalendo adesso. Avete avuto qualche contatto da Sigonella? No, nessun contatto. Chiediamo la verità sugli autori e sulle responsabilità, sgombrando definitivamente il campo degli ostacoli e dei tentativi di depistaggio che hanno finora impedito di far luce su uno degli episodi più gravi e oscuri della storia repubblicana, un vero e proprio atto di guerra nei cieli italiani in cui hanno perso la vita 81 persone. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure di emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Italia DC-9. Era il 27 giugno del 1980 quando un DC-9 Tavia decolò da Bologna, destinazione Palermo, senza però mai raggiungere la destinazione stessa. Cazzo chiamate gli americani? Che cazzo hanno fatto? Dite che devo chiamare. Dai, su, un po' un po' questa maniera, ma vediamo se lo tirano un po'. È possibile che A Napoli, è possibile che non lo sa. il l'emergenza non c'hanno una linea di contatto con gli americani. Insieme all'Associazione dei Familiari delle Vittime chiediamo che dopo 15 anni dalla riapertura delle indagini sugli autori materiali di uno degli episodi tra i più gravi e oscuri della nostra storia recente venga finalmente fatta completa giustizia. Si celebra quest'oggi il 43esimo anniversario della strage di Ustica e il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si stringe ai parenti delle vittime sostenendo le loro richieste sempre le stesse anno dopo anno, quelle di arrivare alla completa verità rispetto a quella sera del 27 giugno 1980 quando l'aereo DC-9 Italia fu abbattuto e 81 persone persero la vita. Il dolore dei familiari non si spegne, concorda ancora Bonaccini, come la nostra volontà di chiedere l'ultimo pezzo di verità sugli autori e sui responsabili materiali. Intanto i parenti delle vittime si ritrovano ancora oggi a dover fare sentire la loro voce nei confronti di un governo praticamente sordo e assente. Dobbiamo continuare a portare avanti l'impegno sulla desecretazione e la digitalizzazione degli atti sulle stragi. Dobbiamo continuare a seguire il nostro lavoro perché i finanziamenti al momento sono stati interrotti, ha spiegato infatti negli scorsi giorni la presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica, Daria Bonfietti. Riguardo alla strage di Ustica non è l'unica polemica nei confronti del governo, perché già un mese fa il presidente dell'Associazione dei Familiari della strage del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi aveva criticato la scelta di inserire nel comitato consultivo sulla desecretazione degli atti anche quello denominato Verità sul disastro aereo di Ustica, che sostiene la tesi della bomba a bordo del DC-9. Intanto l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica è al lavoro per poter diventare fondazione già a partire da settembre se non dovessero sorgere degli ostacoli. La fondazione avrà il compito di continuare a far funzionare il museo, diffondere la memoria sulla strage del DC-9, nonché portare avanti l'impegno sulla desecretazione e digitalizzazione di tutti gli atti sulle stragi. Nell'aprile del 2015 la Corte d'Appello ha confermato che a far cadere l'aereo di linea dell'Italia fu un missile sganciato durante uno scontro aereo, niente bomba a bordo, insomma, come a lungo ipotizzato. L'aereo probabilmente è stato abbattuto, rimangono però avvolti dal mistero i contorni di questa vicenda, ma soprattutto i nomi dei responsabili. Siamo agli esami di maturità, al via gli orali. Messe alle spalle le prime due prove, i 536.000 candidati della maturità 2023 si stanno adesso concentrando sul colloquio finale. Già da questo lunedì 26 giugno prendono il via i primi esami orali sulla base dei calendari predisposti da ogni commissione. A dettare la linea cronologica è proprio la lettera dell'alfabeto estratta lunedì scorso.
19 giugno, durante l'insediamento, la cosiddetta plenaria delle 14.000 commissioni d'esame. Al ritmo di 5 candidati al giorno si proseguirà in ordine alfabetico a partire proprio dalla lettera estratta. Vi sono tuttavia diverse varianti. Innanzitutto, così come ha deciso il Ministero, per i comuni alluvionati dell'Emilia-Romagna la prova orale sarà l'unica a cui saranno sottoposti i maturandi. In alcuni corsi di studio invece già da questa mattina potrebbe essere ancora tempo di seconda prova. Si tratta per esempio degli studenti dei licei artistici oppure degli istituti alberghieri. In questi casi infatti la seconda prova non si limita ad essere un semplice scritto, ma si sviluppa attraverso la progettazione, realizzazione, finalizzazione e rendicontazione di un prodotto, con tanto di relazione finale nella quale indicare le scelte e le motivazioni che le hanno prodotte. Per questi studenti quindi gli orali prenderanno il via non prima di metà fine settimana, quindi tra il 29 e il 30 giugno. Ma come si svolge l'orale? Come riporta l'agenzia ANSA, il colloquio, che riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica in chiave multi e interdisciplinare. In poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere collegamenti tra le conoscenze acquisite, sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. L'orale prende il via da uno spunto iniziale, un'immagine, un breve testo, un breve video scelto dalla commissione, e la fase dell'esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare in una prospettiva pluridisciplinare i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del consiglio di classe di ciascuno studente. Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, 12 punti per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell'esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi: massimo 40 punti per il credito scolastico, massimo 20 punti per il primo scritto, massimo 20 punti per il secondo scritto e massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di bonus, ma solo per chi ha conseguito un punteggio medio alto alle prove e 30 crediti relativi all'ultimo triennio. C'è la possibilità della lode, ma solo per gli studenti che avranno raggiunto il massimo delle valutazioni e dei crediti. A raggiungerla ogni anno sono poche migliaia di studenti, con il numero totale comunque in continua crescita, soprattutto per il nostro paese. Ieri ci siamo occupati della mostra delle memorie inaugurata al Museo di Agrigento. Adesso ascoltiamo una dichiarazione del notaio Claudia Gucciardo. Inaugurata oggi presso il Museo di Agrigento la mostra delle memorie degli illustri conterranei, che sarà visionabile fino al prossimo 1 luglio. L'iniziativa è stata organizzata e portata avanti dal Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca, presieduta dal notaio Claudia Gucciardo. Presenti documenti storici di grande rilevanza relativi ai nostri agrigentini illustri come il giudice Livatino, Camilleri, Pirandello, Ardecastro, Leonardo Sciascia, il generale Alberto Dalla Chiesa, Raffaello Politi. A seguire un interessante convegno in tema con illustri relatori come Domenica Brancato, Vito Fortezza, Beniamino Biondi, Giacomo Minio, Rosanna Florio. Sono pezzi veramente di valore inestimabile, non so come ci siamo riusciti, ma perché c'è stata la collaborazione veramente di tutti. Quindi siamo felici e siamo anche molto emozionati perché non è stato semplice, però credo che il risultato sia degno di menzione. Io dico che per Agrigento, capitale della cultura, questa è un'altra affermazione. Anche l'istituzione notarile vuole rimarcare e far apprezzare Agrigento e tutti i suoi illustri conterranei, che siano scrittori, che siano magistrati o anche uomini dello Stato, prefetti. Comunque sono stati degli uomini che hanno lasciato veramente un'impronta indelebile. Agrigento, la sua provincia, ha dato i natali, ma anche contribuito alla formazione artistica, come dire, anche religiosa, se vogliamo, parlando del giudice Livatino, che è stato anche dichiarato beato. Comunque si sono formati ad Agrigento e nella sua provincia. Dico che dobbiamo mantenere vivo il ricordo, e io con tutti i notai della provincia di Agrigento abbiamo voluto proprio significare questo. Non è stato facile,
Quindi chiaramente questa mostra è un'attività collaterale, ma è la più importante attività collaterale di un convegno che si terrà proprio in questo museo alla Sala Zeus e che richiama intanto i notai di tutta Italia, ma che ha per tema il rapporto dei notai con i beni culturali in una prospettiva anche evolutiva. Intanto dobbiamo dire che anche i documenti notarili, i documenti scritti notarili sono beni culturali, hanno un valore storico, bibliografico, quindi hanno un grande valore e tramandano la memoria. Quindi per noi notai il rapporto con i beni culturali è molto stretto. Tra l'altro, dicevo, in una prospettiva evolutiva i notai intervengono non solo nel trasferimento dei beni culturali, che siano mobili o immobili, ma anche nella loro tutela, nella loro valorizzazione, perché tante sono state le proposte che il Notariato Nazionale ha voluto esprimere in un convegno che si è tenuto a dicembre 2022. In questo convegno si è parlato di tante cose, si è parlato intanto di colmare l'opacità sistemica di questo mercato dell'arte attraverso una riduzione dell'aliquota IVA che dal 22% si propone di passare al 10%. Ha cercato anche, la sua proposta è quella di evitare i falsi e le contraffazioni che nel mercato dell'arte, così come ci possono anche confermare qui il nucleo Carabinieri tutela dei beni culturali di Palermo, che ho voluto fortemente e che sono contenta della loro presenza, perché rappresentano veramente un importante segmento dell'arte, perché come tutte le istituzioni che hanno a cuore l'arte e il mercato dell'arte si occupano appunto di proteggerlo. Anche noi notai vogliamo fare questo introducendo la certificazione di autenticità. Sappiamo che nel mercato dell'arte non esiste veramente un certificato di autenticità, perché ci sono prassi diverse nelle varie gallerie, nelle varie case d'aste, per cui spesso questa certificazione di autenticità è lasciata ad una prassi consolidata, quindi questo può dar luogo anche dei falsi. Invece con la certificazione di autenticità notarile, attraverso, in una prospettiva evolutiva, i registri distribuiti blockchain, il notaio può certificare l'autenticità, può certificare i passaggi e quindi dare sicurezza a tutta la filiera. Il notariato ha in mente di creare un inventario delle opere pubbliche, culturali, in maniera tale da, attraverso sempre i registri distribuiti blockchain, creare un'impronta digitale di tutte le opere. Quindi attraverso una fotografia, una impronta biometrica delle opere d'arte, anche in questo modo contribuire ad evitare appunto la proliferazione di falsi. Quindi tanti sono veramente gli interessi del notariato nel mondo dell'arte. Come dicevo, anche un altro aspetto importante è quello dell'art bonus. Anche lì il notariato vorrebbe potenziare l'art bonus. L'art bonus, voi sapete, è un credito fiscale pari al 65%, però questo credito fiscale non attira gli investitori stranieri, non li attira perché non hanno redditi in Italia. Se invece questi crediti fiscali, secondo la proposta del notariato, vengono tokenizzati, cioè trasformati in piccole azioni, quote, attraverso sempre registri blockchain, tante persone potrebbero contribuire, anche gli investitori stranieri contribuire a fare erogazioni liberali, e poi questi crediti fiscali tokenizzati potrebbero essere oggetto di vendita e di trasferimento, quindi gli investitori stranieri avrebbero interesse poi a trasferire a banco, ad altri soggetti questi crediti, per cui questo toglierebbe completamente al mercato dell'arte ogni opacità di cui ancora oggi purtroppo è affetta. Nell'occasione di questa manifestazione l'Archivio di Stato ha dato in prestito le riproduzioni a stampa di alcuni atti notarili significativi che sono legati alla figura di Luigi Pirandello, a quella di Art Castel e poi a quella importantissima di Lucchesi Palli. Si tratta di documenti che afferiscono all'ambito privato, quindi nel caso di Pirandello un atto dotale molto interessante perché comunque restituisce informazioni della vita privata del drammaturgo, nel caso di Art Castel l'atto di compravendita di Villa Aurea, nel caso di Lucchesi Palli l'atto di donazione della biblioteca lucchesiana. Abbiamo accolto con grande gioia la richiesta del Consiglio Notarile di Agrigento. Questi documenti che abbiamo portato qui è possibile visitarli e vederli nella casa museo che si trova a Canicattì ed è una piccola parte di quello che poi è disponibile lì a Canicattì. Vediamo che c'è pure l'adesione per 2 anni a
praticantato per notai, insomma è molto attinente alla materia. Sì, infatti quando con la notaio Gucciardi, che è il responsabile, ci ha esposto le sue richieste, la prima cosa che noi abbiamo detto è proprio che il giudice Livatino ha praticato il tirocinio notarile, quindi anche una parte di questi documenti riguardano quella sua piccola esperienza. La cultura continua a crescere. È il nostro cavallo di battaglia, ci sono degli atti, naturalmente sono in copia qui esposti di questa grande mostra, per cui anche atti di Pirandello, di Politi, di Livatino e comunque personaggi illustri agrigentini che hanno portato il nome di Agrigento, penso, in tutto il mondo. Quindi che benvengano queste iniziative e che siano anche di sprone per tutte le altre attività che verranno dopo, naturalmente in previsione del 2025. Tra l'altro il Consiglio dei Notai ha scelto proprio Agrigento per questo approfondimento professionale, ci sarà una settimana, un paio di giorni dedicati all'evento. Ma sì, non si poteva fare altro che scegliere Agrigento, visto lo spessore culturale della nostra città e visto anche lo spessore culturale dei personaggi che oggi sono qui protagonisti, anche se non presenti fisicamente, ma presenti con le loro opere. Una notizia di cronaca: per Attilio Manca, l'urologo siciliano trovato morto a Viterbo 19 anni fa, potrebbero riaprirsi le indagini per accertare i motivi della scomparsa. 19 anni. Sono passati ben 19 anni da quel 12 febbraio 2004, quando il corpo del giovane urologo siciliano Attilio Manca venne ritrovato nel suo appartamento a Viterbo. I magistrati viterbesi, omettendo molti elementi per portare avanti un'indagine quantomeno decente, stabilirono che Attilio era morto per overdose di eroina e farmaci e che la droga gli era stata ceduta da Monica Mileti. Tale bislacco teorema è stato poi demolito dalla sentenza emessa il 16 febbraio 2021 dalla Corte di Appello di Roma, terza sezione penale, con la quale la donna è stata assolta con la formula perché il fatto non sussiste. Provvidenziale è stata poi la relazione della Commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, pubblicata il 19 gennaio 2023. Attilio Manca è stato ucciso, si legge, e la sua morte, questa è una certezza, è stata una conseguenza dei contatti avuti con Bernardo Provenzano, un omicidio di mafia, insomma, frutto di una collaborazione tra la cosca mafiosa barcellonese e soggetti istituzionali estranei a Cosa Nostra. Nel contesto barcellonese trova spazio anche la figura di Rosario Pio Cattafi, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione il 17 maggio scorso. Non ci sono dubbi, si legge nella sentenza di appello, sul fatto che Cattafi, almeno dall'ottobre del 1993 al marzo 2000, fosse a tutti gli effetti un uomo della cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, non solo come persona di fiducia del boss Pippo Gullotti, ma anche dopo l'arresto di quest'ultimo, avvenuto nel febbraio del 1998, come riferimento di Si terrà oggi, con inizio alle 16:30 presso l'Aula Fazzello del Museo di Agrigento, il convegno Luci ed ombre sulle moderne prove scientifiche, organizzato dal giornale online Sicilia24h.it e dall'associazione Ande. Tra i relatori il generale Garofano, ex comandante del RIS di Parma, l'avvocato Giacomo Frazzitta e i giornalisti Franco Castaldo, fondatore del giornale Grandangolo, e Daniela Ditta, segretario regionale dell'Ordine dei giornalisti. L'evento, moderato da Franco Pullara, direttore del quotidiano Sicilia On Press, è patrocinato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia e dall'Ordine degli avvocati di Agrigento. Si abbassa sempre più frequentemente l'età dei mafiosi che contano a Palermo. L'ultima indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia, racconta di un 22enne. Lui si chiama Vincenzo Sorrentino ed è figlio di Salvino, il capomafia della famiglia del villaggio Santa Rosalia, giovanissimo e già fedele al 100%, esecutore degli ordini del padre, detenuto intanto al carcere romano di Rebibbia.
Sorrentino Junior è uno dei 26 arrestati all'alba di stamani in quello che è l'ultimo blitz scattato e che va a scardinare un pezzo di Cosa Nostra, tutta orientata a riorganizzarsi. Il clan del villaggio, che opera nella periferia orientale della città, è un pezzo importante del potente mandamento mafioso di Pagliarelli ed aveva una spiccata vocazione economica per gli investimenti che boss continuavano a fare in svariati ambiti, dal movimento terra al commercio. L'inchiesta del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinata dalla Procura diretta da Maurizio De Lucia, porta in carcere un altro giovane boss, Alessandro Miceli, classe 95, nipote di Giovanni Cancemi, altro nome autorevole del clan, detenuto pure lui. Ma c'era anche un terzo millennial, Leonardo Marino, classe 89, anche lui snodo fondamentale del clan rimasto in libertà. Salvino Sorrentino, detto lo studentino, dava gli ordini dal carcere attraverso i videocolloqui con i familiari autorizzati durante l'emergenza Covid. Ogni minima apertura diventa così una grande occasione per i boss in carcere di impartire ordini e mansioni. Ad ogni colloquio arrivavano disposizioni ben precise per gestire il clan e soprattutto gli investimenti. I colloqui, insomma, fungevano da veri e propri summit, grazie a gesti o linguaggi assolutamente criptici. Le scarpe compra, gliele diceva Sorrentino Senior a un complice che non poteva affatto stare a casa dei suoi familiari durante il colloquio. Era un modo per raccomandare l'assistenza alle famiglie dei detenuti. Così, con le sue parole in codice, Salvino Sorrentino pensava di eludere le intercettazioni. Ogni colloquio era infatti registrato, ma 3 anni fa i videocolloqui, diventati dei summit, non sono sfuggiti al nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, diretto dal colonnello Gianluca Angelini, che da mesi oramai teneva sotto controllo i movimenti dell'attivissimo clan del villaggio Santa Rosalia. A guidare l'indagine il procuratore aggiunto Paolo Guido, con i sostituti Federica Lacchioma e Dario Scaletta, oggi al Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso quei numerosi video colloqui era arrivata l'investitura di Vincenzo Sorrentino, classe 2000, in questo momento il mafioso più giovane di Palermo. Con gli altri boss si vantava: vieni, ti faccio vedere la fotografia di mio papà, e la postava addirittura su TikTok. Era un modo, insomma, per comunicare il passaggio della leadership. Un altro boss, Leonardo Marino, collegato in video, si baciò invece la fede in segno di fedeltà assoluta al capo mafia, e poi Sorrentino sussurrò: ti raccomando la tua casa, i bimbi, a tutti, un modo per dire di occuparsi della cosca. Marino rassicurava: stai tranquillo. E adesso la consueta pausa per la pubblicità, linea alla regia. Il 5 luglio in Sicilia verrà testato un nuovo sistema di allarme. Vediamo di che si tratta. Mercoledì 5 luglio a mezzogiorno i telefoni cellulari in Sicilia saranno raggiunti da un messaggio di test IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nell'isola suoneranno contemporaneamente, emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. L'invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è quello di andare sul sito italert.it e rispondere al questionario. Le risposte degli utenti, infatti, consentiranno di migliorare lo strumento. Tra fine giugno e i primi di luglio saranno effettuati, nelle 5 regioni che aderiscono alla sperimentazione, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna, ulteriori test per verificare le funzionalità del sistema. Superata la fase di test, IT Alert consentirà di informare direttamente alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a 6 casistiche di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e cioè maremoto generato da un terremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica per il Vesuvio, i Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti stabilimenti industriali o precipitazioni intense.
È importante sottolineare che IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà ad integrarle. La Sicilia, sottolinea il presidente della regione Renato Schifani, è tra le 5 regioni italiane che prendono parte a questa iniziativa della Protezione Civile Nazionale per testare il nuovo sistema di allarme pubblico. Invito tutti i siciliani a partecipare attivamente alla sperimentazione per consentire il miglioramento dello strumento. Speriamo di non doverne mai fare uso, ma dobbiamo essere pronti per evitare di farci trovare impreparati in situazioni di estremo pericolo per la popolazione. Partecipare al test è un dovere civico per tutti. Messina, sit-in dei lavoratori davanti la sede dell'ASP. L'ASP di Messina praticamente sta agendo in maniera difforme da questo protocollo siglato per la funzione pubblica solo dalla CISL FP e dalla CISL, in cui avrebbe dovuto indire dei tavoli aziendali sindacali, convocare i soggetti sottoscrittori, che nel caso in specie siamo noi, per attuare una serie di pianificazioni su quella che sarà praticamente l'occupazione da garantire mediante le stabilizzazioni dall'interno e dall'esterno, con ovviamente le procedure concorsuali. Ovviamente l'atteggiamento dell'ASP è un atteggiamento verosimilmente asfaltatore di quelle che sono le corrette relazioni sindacali. I lavoratori sono stati fortemente penalizzati sia in termini di stabilizzazioni. Pensiamo che la gente praticamente che è stata attore principale nel periodo dell'emergenza Covid ad oggi non solo non è stata ancora stabilizzata, ma addirittura sovente viene mandata a casa e stabilizzata a distanza di mesi, mentre stranamente il ruolo amministrativo, per cui comunque noi ci siamo battuti moltissimo anche per la loro stabilizzazione con i 18 mesi, sono stati stabilizzati tutti appunto allo scadenza dei 18 mesi. Noi siamo andati in tutti i territori e abbiamo potuto rinvenire la desertificazione di carenza organica fondamentale per garantire i LEA. Non ci spieghiamo come sono stati tagliati 54 posti di infermiere nella salute mentale, 24 posti di ausiliari, infermieri che mancano a Taormina. Si sta cercando di porre rimedio attraverso delle graduatorie che peraltro sono parziali definitive, quindi non danno neanche la certezza del diritto, perché naturalmente una graduatoria deve essere definitiva per poter garantire dal primo all'ultimo dei partecipanti. E soprattutto ci sono le stabilizzazioni dei precari nel ruolo sì, stabilizzazioni dei precari nel ruolo no. Gli amici, i parenti non si guarda nulla, neanche se hanno maturato il periodo in maniera illegittima, mentre per gli altri si guarda e si mandano a casa e si attinge da una graduatoria a tempo determinato del Rodolico di Catania per sostituire incarichi a tempo determinato della nostra azienda in difformità e violazione della circolare assessoriale. E proprio all'ASP di Messina è arrivato un assistente virtuale. Questa applicazione nasce appunto per facilitare l'utilizzo dei servizi che l'ASP ha già in essere e quegli altri futuri che stiamo mettendo in programma, soprattutto con l'arrivo del PNRR. Quindi sarà un'applicazione che si potrà avere sia appunto sul telefonino sia anche dal sito e costituisce un aiuto, un assistente come l'abbiamo chiamato noi digitale a tutte le richieste e informazioni che i cittadini possono avere dall'azienda sanitaria provinciale. Financo praticamente essere accompagnati e guidati con un navigatore interno alla sede della visita alla loro richiesta o della prestazione sanitaria della loro richiesta, quindi vuole essere un ausilio per tutti per entrare e penetrare più facilmente in quelli che sono i servizi sanitari offerti dall'ASP, che talvolta appunto vedono il cittadino in difficoltà a comunicare o a entrare in contatto con alcuni uffici, con alcune strutture dell'ASP. In questa maniera non saranno mai più soli, ma saranno guidati attentamente appunto secondo le loro richieste. Fra l'altro, come forse voi avete già avuto informazioni per la parte tecnica, è un machine learning, cioè un'applicazione che si evolve e che accumula informazioni, c'è una corrispondenza bionivoca fra il cittadino e l'applicazione Dina, l'assistente virtuale, per cui la crescita di informazioni è costante e parallela da ambo i lati. L'app utilizzata si basa su strumenti di intelligenza artificiale molto evoluti
evoluti nel senso che riescono a interpretare il linguaggio naturale parlato in maniera tale da condurre sempre ad un percorso conclusivo sulla richiesta del nostro utente. In particolare è verticalizzata sulle informazioni relative alle prenotazioni e alle prestazioni che l'ASP e l'area metropolitana messinese, su cui insiste un sopraggruppo provinciale, riescono a fornire ai cittadini. Non ci limitiamo a questo però, perché l'app, il chatbot in particolare, denominato DINA, Digital Interface Network Assistant, riesce a dare informazioni a più ampio respiro, nel senso che il cittadino paziente, se ha necessità di recuperare informazioni relative al servizio che offre l'ASP, per cui rinnovo patente piuttosto che assistenza domiciliare o altro, può rivolgersi tranquillamente in linguaggio parlato oppure scrivendo un messaggio sia sull'app piuttosto che sul chatbot e riceverà delle adeguate risposte. Al Teatro Antico di Taormina il cast di Indiana Jones, presente Harrison Ford. Vediamo. Grande partecipazione di pubblico al Teatro Antico di Taormina per la presenza del cast di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, proiettato in anteprima italiana alla presenza di Harrison Ford. A presentare la serata al Teatro Antico un ospite speciale, Fabio Rovazzi, che ha affiancato la conduttrice del festival, Elvira Terranova, per l'anteprima del nuovo film in uscita nelle sale italiane il 28 di giugno. Mr. Harrison Ford. Here we are. Eccolo qui. Good evening. Benvenuto a Taormina. Thank you very much. Grazie molto. Alcune scene di Indiana Jones, il Quadrante del Destino, sono state girate in Sicilia. Let me put it this way. I'm thrilled to be back here. Sono entusiasta di essere tornato in Sicilia. Parlerò più così potete guardare il film. Si scusa per l'attesa, però è felicissimo di essere tornato, è un posto bellissimo, la gente è ospitale ed è entusiasmato di essere tornato in Sicilia. Amo il film, devi continuare, non smettere mai, a prescindere dalla storia. Quasi come un vero mestiere, un vero... I never wanted a real job. E io veramente non ho mai voluto un vero lavoro. See the movie. Dice non parlerò più così potete guardare il film. Certo, non ci si aspettava da una star internazionale del calibro di Harrison Ford la poca disponibilità verso i suoi fans, accorsi in tanti per vedere dal vivo l'eroe di Indiana Jones, che in questo caso di eroe ha avuto ben poco. Hey, you see to bump that lady. Stay where you are. Stay where you are. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.